Allora, buongiorno, buona mattinata a tutti. Stamattina mi affaccio per una diretta di cartomanzia per coloro che vogliono una consulenza o un consiglio. Come ogni giorno noi cercheremo di dare il meglio e di fare, diciamo, il possibile di dare una risposta a tutte le domande che ci saranno. Un buongiorno logicamente a tutti del mio profilo, a tutti coloro che mi seguono ogni giorno. Quindi questa è una diretta live di consigli, cartomanzia e via via. Ho deciso di dedicarmi di più al mio lavoro, al mio mondo esoterico ed mettermi un po' più a disposizione per i miei seguaci che mi seguono sia sulle mie pagine sia sul profilo del sottoscritto. Allora, se avete bisogno di un consiglio, fatelo tranquillamente. Ciao Salvatore Ottaiano, buona giornata, buona mattinata, buon di tutto. Un abbraccio alla tua famiglia. E a tutte le persone che si affacciano man mano, ok? Quindi una buona giornata, buona mattinata a tutti. Ripeto, mezz'oretta più o meno in mia compagnia per consulenza di cartomanzia professionale, altamente professionale, non è un giochetto. Quindi per tutti coloro che vogliono un consulto, che vogliono un consiglio, possono scrivere nei commenti la domanda da fare e la propria data di nascita, se questo vi fa piacere. Se no, non ci sono problemi, assolutamente. Ci affacciamo, vuol dire solamente per i saluti. Se avete ancora un po' di rispetto, è chiaro, se poi il rispetto l'avete perso, non esiste nemmeno più il saluto. Ormai siamo diventati animalucci, tutti animalucci, quindi non c'è più rispetto l'uno con l'altro. Questo è un argomento che stamattina vorrei trattare, appunto. Non c'è più rispetto uno con l'altro, quindi noi umani siamo diventati... non posso dire animali, perché gli animali sono signori, attenzione. Quindi io definisco gli animali superiori all'uomo. Quindi, visto che gli animali sono superiori all'uomo, dire che noi umani siamo diventati animali offendo la categoria degli animali. Quindi il motivo che non c'è più rispetto, che non c'è più amicizie, vere amicizie, il motivo dove siamo pronti a pugnalarci uno contro l'altro, il motivo è proprio il sociale, attenzione, il motivo è proprio il sociale, perché mentre prima si parlava di più tra gli umani, si parlava di più, si comunicava di più, si socializzava di più, oggi tutto questo viene a mancare perché tutti siamo con i telefonini in mano, e quindi la mente sta concentrata dalla mattina alla sera sui telefonini, sui social network tipo Facebook, WhatsApp, Badoo, Instagram e via, e quindi il cervello umano sta perdendo i colpi. Ecco che il motivo è proprio questo: il cervello umano sta a perdere i colpi, sta imbazzendo, sta avendo dei cosiddetti vuoti, ok? Quindi il non socializzare fa parte proprio
della malattia della mente umana. Anche il fatto di, vedete, in una diretta come questa, di affacciarvi e non dire nemmeno il buongiorno, vi affacciate e scappate, vi affacciate e scappate, non so il motivo, cosa cercate, io lo so cosa cercate, quindi se al mio posto ci fosse stata una bella donna, stupenda, favolosa, tutti ad entrare, a salutare, a dire buongiorno, a fare i ruffiani, perché solo quello sapete fare, a fare i ruffiani e a fare i famosi rattusi e zoccole, come si usa dire. Ma quando una cosa non vi interessa, non dite nemmeno il buongiorno, e questo sta a indicare che siete fuori mentalmente, quindi non sapete nemmeno stare sui sociali, quindi non sapete nemmeno stare sui social come Facebook e via, perché il sociale sta nel condividere le idee, sta nel condividere foto e via con altre persone. Io in questo caso condivido con tutti voi il mio video, quindi penso che a tanti gli fa piacere e a tanti non gli fa piacere. Quindi il socializzare e stare su un sociale bisogna anche saperci stare, ma voi non sapete nemmeno stare su un sociale, siete ormai qua. Allora, Massimo Battista, buongiorno, ricordo di lei quando era in diretta su Antenna 3, mamma mia, Caserta, negli anni 90, mamma mia. Massimo Battista, mamma mia, mi hai fatto ricordare dei bei momenti, sì, come no, del signor, aspetta, Antenna 3 era del signor Paritario, Luigi Paritario, dico bene? Mi ricordo Luigi, mi sembra, Luigi Paritario, me lo ricordo sicuramente. Sì. E si trovava nei pressi del cimitero di Caserta, Antenna 3, carissimo amico Paritario, no? Mamma, anni 90, vabbè. Ma tanti di voi mi conoscono e si ricordano di me, come no, anche se è passato un bel po' di tempo, Sono passati tanti anni, perché io poi ho iniziato da piccolo a esercitare nel campo esoterico. Avevo poco più di 18 anni. Poi nel 1979 mi misi proprio con la mente e cuore ad esercitare questa professione e la porto avanti con dignità, con amore, con rispetto altrui soprattutto, e cerco di dare il meglio di me stesso. Ecco perché io poc'anzi stavo appunto parlando dei social, delle persone che stanno a perdere la testa e così via. Ma proprio perché io non amo fare il ruffiano, non mi piace arruffianarmi, non mi piace di dire bla 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 per prendere per i fondelli una persona, no, io le cose le dico papela, come si dice a Napoli, non me ne frega di nessuno, chi mi vuole seguire mi segue, chi non mi vuole seguire non mi segue. Meglio essere seguiti da 50 persone con il cuore e con la mente sana che ad essere seguiti da 1000 persone vuoti di mente, impazziti e gente poco corretta. Meglio 50 persone buone. Perché se devo mettermi qui a dare un servizio di cartomanzia come io cerco di fare, e voi non lo capite, perché si dice a Napoli, tutti quanti volete fottere, ma nessuno lo fa sapere. Chiaro? Cioè tutti amate magari la cartomanzia, ma però non lo volete far sapere, zitti. Ok. In questa diretta il consulto è gratuito e non dovete pagare niente, mentre in privato, zitto, per non far sapere niente, il consulto vi costa 30 euro. Ok? In diretta non vi costa niente.
la comodità si paga, ragazzi, la comodità si paga. Questa è la realtà dei fatti. Un saluto a tutti gli amici che mi seguono sul mio canale YouTube Oroscopo di Cleo. Quindi una buona giornata a tutti quelli del mio canale YouTube. E un abbraccio va per le persone serie che mi seguono su Facebook, per tutti gli altri. Aram, aram, aram. Perché su Facebook si trova un po' di tutto, mamma mia ragazzi. L'essere umano è stato capace di rovinare anche Facebook, perché Facebook è iniziato tutto per caso, è iniziato per condividere, pensate un po' i compiti, Facebook è iniziato per condividere i compiti, dei ragazzi che si crearono questo tipo di messaggio aum per scambiarsi i compiti. È nato così Facebook, poi man mano è diventato, all'anno creato per condividere le idee, per condividere foto, per condividere tante di quelle cose, ma non per condividere il sesso, amici miei, per condividere i vostri porci comodi, perché io ho notato che voi su Facebook, e ve lo garantisco io perché faccio un lavoro che mi chiamano tante persone, su Facebook avete capito un cavolo per gli altri, è chiaro no? Perché su Facebook state lì con le mogli dentro la casa che cucinano, ma come si fa? Con le mogli dentro la casa che cucinano, voi state lì con i cellulari in mano, tac tac, come ti chiami? Di dove sei? Come sei fatta? Come sei vestita? Ma voi siete una banda di malate, ma voi siete una banda di malatoni. Ma questo anche voi donne che vi fate foto e postate delle foto oscene certe volte, proprio per agganciare gli uomini, l'uomo di turno. E se è sposato o se non è sposato, non ve ne frega un cacchio. Questo non è il sociale, questo Facebook è per scambio di idee, ma voi lo state usando per porcelleria, ma vi dovete solo vergognare. Ma questo è un modo sbagliato di poi vi lamentate che l'uomo vi tratta male, poi vi lamentate che le vostre mogli vi mandano a fare in culo, poi vi lamentate di tante di quelle cose. No, Facebook non è quello che voi state cercando di rovinare. Facebook è per scambi idee. Facebook non è per succulizia, lo volete capire oppure no? Ma voi non state bene con la testa, io lo dico sempre. Allora, si fa cartomanzia, voglio dire, si fa una trasmissione di cartomanzia come questa qui, altamente professionale. Buongiorno Antonietta De Lucia, buongiorno. E non vi passa nemmeno per la capa. Si fanno dirette musicali di radio e non vi passa nemmeno per la capa, non ve ne frega un tubo. Vado a mettere una foto, tanto per dire, di qualsiasi tipo di cosa, non ve ne frega un tubo. Si mette una donna con una foto postata, migliaia di piaci, migliaia di commenti, ma voi non state bene con la testa. Voi vivete in un mondo di pazzeria, credetemi, non state bene con la testa. Su Facebook c'è solamente un cerchio enorme di zoccolizia, dico sempre, di zoccole e di uomini pervertiti. Questo siete, perché se fosse diversamente non accettereste solamente la bella donna col muso a culo di gallina o la donna col seno che si vede non si vede e andate a mettere mi piace, commenti. Non funziona così, perché Facebook è per condividere il buono e il male, ok? Quindi vi dovete un pochettino aggiornare su questo, credetemi, tanti di voi chissà come si stanno, ma è la verità, è la verità.
Perché non fate altro. Allora, facciamo una cosa, mettete nei commenti scritto, quante donne, ciao Angelo Quarto, quante voi donne avete avuto dei commenti osceni? Voglio vedere, scrivetelo nei commenti. Quante donne di voi avete avuto dei commenti osceni in privato? Lo voglio sapere. Quanti di voi è successo che hanno ricevuto dei commenti osceni? Quante donne di voi l'avete ricevuto? Mi riferisco a quelle donne più serie, perché poi le zoccole queste aspettano i commenti osceni per iniziare una chat e poi magari per vedersi in luoghi riservati e così via. Ditemi se non è così. È chiaro no? Quindi non si può fare niente, e si fa radio e non vi pensa nessuno, e si fa un'altra cosa e non vi pensa nessuno. Si mette una donna col seno di fuori, commenta a centinaia, a migliaia di mi piace e così via. Ditemi voi se questo vuol dire socializzare. Se questo vuol dire socializzare, per me questo vuol dire prostituirsi. Credetemi, prostituirsi, vi dovete solo vergognare. Arianna Arcobello, buongiorno, tantissimi, anche tu ne hai ricevuto di messaggi osceni in privato. Ecco, vedete? Vuol dire che non sto qui a dire bugie, sto qui stamattina per affrontare un discorso serio. Ecco, Arianna Arcobel ha detto tantissime ne ha ricevute di messaggi in privato. E sono tutti uomini che hanno le mogli a casa, uomini sposati. Ma io dico sempre che l'opportunità glielo date voi, categoria zoccole, che state lì a parlare, a chattare e fissare appuntamenti, anche se quell'uomo è sposato. Poi venite deluse che vi mandano, dopo avervi scopato buono e meglio, vi mandano a fare in culo, poi chiamate a Cleo, lo puoi far tornare questa persona? Cleo, puoi fare in modo che questa persona torna da me? Sì, come no, è il mio lavoro, mi pagate e io vi faccio tornare la persona pazza, la persona che vi ha deluso, la persona che vi ha scopato buono e meglio, la facciamo ritornare da voi. Mi pagate però, perché questo è il mio lavoro. Il discorso fila o non fila? Io voglio capire, perché poi qualcuno di voi dice Cleo stamattina è impazzita. No, non sono impazzito. Sto qui per dire le verità del social, dei social. Adesso siamo su Facebook. Stiamo parlando di Facebook. È chiaro il concetto? Quindi, questa è puramente malattia, Anch'io sono un uomo, anch'io sono un maschio, ma credetemi, non ho mai chattato. Non mi tiene proprio di chattare su Facebook, di chattare, eppure tante donne che mi hanno scritto, mi scrivono, ma non me ne frega più di tanto. Amo le donne, mi piacciono le donne, attenzione, mi piacciono le donne, come no, però esiste la donna e la femmina, partimmo sto predisposto qua. Allora, se la femmina si comporta diversamente, sa come contattare un uomo che gli piace, quella lì è un'altra categoria, ma la donna no. Le donne a me stanno lavorando a lui, non ci voglio avere che fare. È chiaro no? O mi piace avere che fare con le femmine. È un concetto un po'... Angelo Quarto, vediamo che dici. Io dico che se Facebook sta più attento deve bloccare queste persone e lasciarci fare la musica. No, allora, Angelo Quarto, stammi a sentire, anzitutto Facebook non gliene frega un cacchio, perché Facebook è come
è come un'arena, tutti possono entrarci. Secondo me Facebook dovrebbe essere a pagamento, tante di ricottari, tante di zoccole vedrai che non scompariranno. Allora, se fosse a pagamento sì, perché prendi un pubblico diverso, il pubblico serio che ama fare pubblicità su Facebook, come faccio io, lo utilizzo per lavoro, attenzione, perché io faccio pubblicità pagando Facebook, attenzione, io pago, Io su Facebook, sulle mie pagine faccio pubblicità per il mio lavoro, io pago, attenzione, pago le mie pubblicità. Quindi se Facebook lo fanno a pagamento, Angelo, allora probabilmente è ancora salvabile. Ma se andiamo di questo passo aumenteranno sempre le zoccole, aumenteranno sempre i pervertiti malati, aumenteranno sempre le persone che hanno capito che su Facebook si suzzea. Gli uomini malati uomini, hanno capito che su Facebook acchiappano la femmina e ne cambiano uno, credetemi, è così. Credetemi, hanno capito che si trovano le donne facili da portare a letto e ne cambiano uno ogni mese. È facile, oggi su Facebook è facile, hai voglia. Allora, sì, perché quando mettiamo musica ci blocca. Ok, questo è un altro argomento che bisogna affrontare. Quando facciamo radio, che adesso ho una piattaforma tutta mia, quindi trasmetto radio su tutto un altro pianeta, quindi ho la mia radio, in diretta live, facciamo solo le live su Facebook, ma c'ho una piattaforma tutta mia, quindi dove trasmetto musica in H24. Ma su Facebook ti bloccano perché, vedi, questa è un'altra scemenza, perché bisogna pagare, cioè i diritti della SIAE, quindi ci sta ecco perché ti blocca e così. Però se Facebook si pagherebbe un tantum per i diritti alla SIAE, tutto questo alla SIAE come la Sony e così via, tutto questo non succederebbe. Però siccome Facebook ha fatto il modo di andare in diretta live, ecco, la live è proprio per le zoccole e per i pervertiti, i malati, capisci? La live non l'ha fatto per noi che facciamo radio, che trasmettiamo musica, no, noi ci stiamo lì sopra abusivamente, carissimo amico mio, Angelo Quarto, noi siamo abusivi con le dirette live musicale, ma le dirette live sono per le zoccole e per i pervertiti che stanno lì sopra a fare le dirette bla 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 e a parlare dell'inutilità. Sono stato chiaro? No, noi siamo abusivi per la musica, non la possiamo fare. A me per esempio stamattina sto in diretta e non mi blocca nessuno. Capisci? Siamo in un mondo di pazzi, questa è la pura verità, carissimo amico mio Angelo Quarto. Quindi, Angelo, se tu, non lo so, tu dove trasmetti, carissimo amico mio, magari sentiamoci in privato, ti darò consigli. Adesso è uscito anche SMAV Radio 2, Studio 2, è uscito proprio in questi giorni SMAV Radio Studio 2 del nostro direttore artistico Gianni Caputo, e la SMAV Radio Studio 1 è questa qui, che a breve ci saranno grosse sorprese live su Facebook, musicale live, perché con la chitarra live non ti blocca nessuno e noi facciamo così. Prendiamo per il culo il prossimo, lo vogliono così e facciamo così. Ok, grazie, io sono in benissimo Angelo, allora il mio numero lo trovi ovunque, magari mi chiami, io ti darò tutte le istruzioni per andare in diretta live come ci vado io su una piattaforma, su una bellissima piattaforma dove tu puoi caricare tutta la musica che vuoi e poi la passi
in diretta su un tuo sito web e così via, capito? E poi puoi andarci in diretta quando lo vorrai, va bene? Questo è il nostro modo. Se poi, per carità, se poi, attenzione, vuoi trasmettere sulla nostra piattaforma, se poi vuoi trasmettere sulla nostra piattaforma, io ti do tutti gli estremi per entrare nel circuito nella nostra piattaforma e puoi trasmettere lì sulla nostra piattaforma. Però in quel caso si dovrebbe chiamare SMAV Radio Studio 3, magari dal Belgio. Questa era un'idea, capisci? Però se tu vuoi trasmettere, puoi trasmettere sia sulla nostra piattaforma o ti do il sistema come fare. Vedi? Io sono un amico, io dispenso consigli, non sono geloso degli altri, delle altre radio, non sono geloso di niente. Vedi, chiunque può trasmettere sulla nostra radio. Chiunque può dire: Cleo, voglio mettere uno studio a casa mia e voglio trasmettere pure io sulla tua piattaforma. Ok, chiama allora ogni persona che vuole fare una diretta e vuole farsi uno studio a casa sua, basta chiamarla SMAV Radio Studio. Adesso siamo al studio 2, chi vuole fare lo studio 3 lo può fare. Allora si chiama, tu che stai in Belgio, tanto per dire, SMAV Radio Studio 3 Belgio. Ok, trasmetti da Belgio, ti do i dati e tu vuoi trasmettere quando lo vorrai, tranquillamente, però ti devo dire come fare, in che modo agire. Tutto qua. Sono così, amici, e io non ripeto, non sono geloso di niente e di nessuno. Sono una persona che amo dare una mano, ho sempre aiutato a tutti e mi piace creare delle cose reali, perché tutti possiamo trasmettere, fare radio, musica, ma quando si parla di una vera radio web, si parla di avere un mixer audio, si parla di avere un microfono della Shure o un microfono comunque buonariello. Ok, Angelo, anch'io ho uno studio di radio a casa mia. Perfetto, e noi stiamo a posto. Non ti può, chiamami e ti faccio andare subito in diretta. Perché poi questo ti comporta a farti diventare amministratore sulla pagina web su Facebook SMAV Radio Live, sulla nostra pagina. Tu diventerai anche lì amministratore, quindi puoi andare le dirette, le trasmetti anche lì volendo. Allora, volevo dire che... no, che stavamo a dire? Allora, dirette live su Facebook vengono bloccate. Tanti fanno radio col telefonino, nulla togliere, ognuno fa quello che vuole, attenzione, non ce l'ho con nessuno. In tanti fanno radio col telefonino e dicono: ho una radio. Allora io dico: questa gente con la testa non sta bene, perché nel momento che tu mi vieni a trasmettere musica con un telefonino, l'audio una chiavica, video non ne parliamo, allora a quel momento, signori miei, non è più una radio, ma state perdendo tempo, state giocando, state perdendo del tempo inutilmente. La radio è avere una telecamera, una webcam HD oppure 4K e allora avete una radio, una buona qualità, 4K come trasmetto io. Avere un microfono buono, avere un mixer come c'ho io, il mio è della Proella. E allora voi fate radio.
C'è una radio, bello, benissimo. Ma quando tutto questo non ce la vedo, amici miei, non è più radio, state a perdere tempo, state a perdere tempo. È chiaro, no? Stamattina mi sono fatta una bella sfogata, perché abbiamo parlato di tante cose reali, della verità del sociale. Voi tutti non sapete socializzare, non sapete cosa vuol dire il socializzare. È chiaro? Non sapete cosa vuol dire scambiare musica, scambiare idee, scambiare... No, voi capite solo scambiare puntini, 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 puntini. Avanti alla prossima donna, prima dove posso trovare questa settimana, vediamo dove trovare una bella donna da portarmi a letto. Si mettono a chattare, ciao. Come ti chiami? Da dove? Come sei bella? E da dove? E dopo una settimana già scatti il primo appuntamento. Finita quella lì, avanti la prossimo mese, prossima settimana, prossimi 15 giorni, vediamo un'altra donna fresca, avanti un'altra. E questo, questo è stato a fare dalla mattina alla sera, sia uomini che donne, categorie, attenzione, non faccio un'erba e un fascio, ci sono anche i bravi e le brave. E allora ditemi voi se questo vuol dire socializzare, se questo per voi è il socializzare. Amici miei, state inguaiati con la capa, state inguaiati con la testa, credetemi, non state bene. È chiaro, no? Questo è il vero di questa diretta. Angelo, da quando tu trasmetti Allora, lo so che stamattina tanti di voi, chissà quante bestemmie mi avete buttato, dice, ma questo è uscito pazzo, quest'uomo è uscito pazzo. Carissimi amici miei, non è che sono uscito pazzo, amo dire le verità, amo dire le cose come stanno, amo dire le cose come stanno. Se no, non si vive bene. Ogni tanto bisogna dire le cose come stanno. Benissimo. Allora, carissimi amici miei, da 2 anni che trasmetti? Vabbè. Tu vuoi sapere io da quando faccio radio, Angelo? Faccio radio dal 1989. No, che sto a dire? 1980. Faccio radio dal 1980 che andavo a fare lo speaker su tante radio. Allora, ti parlo delle radio del mio paese qua, Radio Calypso, Radio Time Out, Radio Infinity, Radio Argenzium. Poi decisi nel 1989 di mettere una radio tutta mia, in FM si chiama comunque. Si chiamava Radio Alfio Network, che poi era il nome di mio figlio, Radio Alfio Network, e l'ho avuto per anni. Poi chiusi questa radio, misi una TV, poi chiusi anche questa TV, e poi con l'uscita dei social
creai Radio Caserta Web e poi cambiai il nome e la chiamai SMAV Radio. SMAV sarebbe l'iniziale del mio paesino dove sono nato, quindi Santa Maria a Vico, SMV SMAV, SAMV SMAV Radio. E creai questa radio professionale. Anche tu hai fatto radio per anni. E quindi questa radio che abbiamo creato, che sta andando così forte, veramente tanto forte. Abbiamo un'applicazione dove trasmettiamo le dirette su questa applicazione. Abbiamo tutto. Quindi se tu vai un attimo, Angelo, vai a visitare il mio sito smavradio.it, vai smavradio.it, lì trovi il player per la diretta in H24, trovi l'applicazione, attenzione, trovi anche l'applicazione da scaricare per ascoltarci con l'applicazione. Quindi siamo una radio compatto, siamo una radio abbastanza grossa, ringraziando il Dio. Oggi abbiamo Smav Radio Studio 1, Smav Radio Studio 2 e poi chi si vuole aggiungere si aggiunge. Quindi ringraziando il Dio. Va a visitare il sito. Bene. Stamattina abbiamo parlato un po' di quasi tutto quel che è il sociale attuale, il sociale Facebook e la zucculizia che si trova all'interno di questo sociale. Grazie a voi esseri umani, come me, anch'io lo sono essere umano. Poi si lamenta che meglio non parlare, non affrontare altri argomenti, perché poi meglio di no. Per stamattina basta così, va? Per stamattina basta così. Amici, io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima mattinata. Ciao a tutti e buon prosieguo, mi raccomando, amatevi sempre. Ciao a tutti, un bacio.